Ben ritrovati dalla redazione. Si è aperto questa mattina il cantiere per la realizzazione del viale monumentale del Porto Vecchio a Trieste, progetto tra i più importanti nell'ambito dell'ambiziosa riqualificazione dell'area. La giornata ha quindi sancito ufficialmente la consegna e l'avvio dei lavori a poche settimane dal completamento della bretella interna, che ha rappresentato un altro passo avanti nell'ambito del progetto di Porto Vecchio-Porto Vivo. I lavori per il viale, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Di Piazza, dureranno più di 2 anni e avranno un costo di 19 milioni di euro, coperti dal fondo complementare del PNRR. 2 risse armate nel giro di 1 ora e mezza a pochissima distanza. Doveva essere una domenica tranquilla, quella di ieri, la festività delle Palme, con famiglie e turisti a passeggio in centro e nei parchi, approfittando anche della bella giornata soleggiata. Ma a metà pomeriggio sia la zona alta di Viale 20 Settembre in piazza Volontari Giuliani che il giardino pubblico di Via Giulia erano pieni di polizia, carabinieri e ambulanze. Nel primo caso si sono affrontati in 7 impugnando bottiglie di vetro, nel secondo, stando alle testimonianze, in una ventina. In entrambi gli episodi, che non sono collegati, le persone coinvolte sarebbero straniere. La 32esima edizione delle giornate FAI di primavera in Friuli Venezia Giulia si conferma più importante evento di piazza dedicato al patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico, meno noto, non accessibile del nostro paese. Sono quasi 14.000 le visite nelle 20 aperture in 8 località del Friuli Venezia Giulia. Risultato frutto anche dei volontari delle delegazioni dei gruppi FAI, FAI Giovani e Apprendisti Ciceroni, oltre alla disponibilità di privati, istituzioni proprietari dei beni, delle associazioni, Protezione Civile Croce Rossa Italiana, come ha detto Tiziana Sandrinelli, presidente regionale del FAI Friuli Venezia Giulia. È partita la campagna promozionale di Io sono Friuli Venezia Giulia, che trasmetterà lo spot sulle bellezze del nostro territorio regionale sui canali Rai, Mediaset, La 7 e nei vari canali televisivi Kids, per un totale di 2.393 uscite. Lo ha annunciato il governatore Fedriga in una nota. La promozione fa seguito a un attento studio che ha verificato i contesti migliori nei quali inserirci, con una garanzia di copertura totale del 79,6% dei telespettatori. I messaggi chiave sono 4. Il Friuli Venezia Giulia è una meta adatta a tutte le età e le esigenze, è una destinazione family, è in grado di offrire mare, montagna, natura, cultura e storia, enogastronomia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: dal pomeriggio sulla regione cielo coperto, con piogge deboli prima su pianure e coste e poi anche in montagna, in intensificazione dalla sera. Quota neve sui 1200-1400 metri circa, in graduale rialzo sulle prealpi, fino a 1800 per vento moderato da sud in quota. Sulla costa occidentale in tarda serata vento moderato da sud-est con possibile acqua alta. Temperature massime in pianura fra 12 e 16, sulla costa fra 14 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione dal nord-est. Grazie per averci seguito. A più tardi.